Buonasera, benvenuti a tutti, Virus 101 i comandi, stasera in streaming in live ovviamente, quindi in diretta, e tutto quello che succederà. E cosa andiamo a fare? Andiamo a iniziare una bella missione. Per chi dovesse aver visto lo stream precedente, purtroppo ho avuto dei piccoli problemi di impostazioni. Stasera speriamo che la connessione regga meglio, che quindi alla fine tutto ciò risulti in uno stream migliore. E niente, detto questo, cosa andremo a fare? Finiti i tutorial, finito di vedere un attimo le basi del gioco nei video precedenti, più anche qualche piccola chicca aggiuntiva nei vari video. Adesso ce la sciagliamo, quindi ci mettiamo tutti belli in tranquillità, non dovremo più seguire nessuna missione imposta dal gioco, non dovremo più né seguire nessuno né perseguire alcun obiettivo ai fini di andare a ingegnerizzare la nave o fare qualsiasi altra cosa. Andremo semplicemente a prendere la nostra bella nave e a partire. Partiremo per una missione esplorativa, neanche troppo lunga, e per insomma, gli esploratori, quelli un po' più seri, che fanno missioni da 8, 10, 20.000 light year. Noi ci manterremo sui circa 2000-2500 light year, non ho fatto i conti precisi. Comunque, più o meno questo sarà, diciamo, la missione. Cosa andiamo a fare? Andremo a visitare 5 nebulose, poi dipende un attimo il tempo a disposizione, quanto abbiamo voglia di tirarla lunga. Questa visita alle varie nebulose si comporrà di la bellezza di 1, 2, 3, 4 e 5 waypoint. Il primo l'ho impostato a Witch Head, è la prima nebulosa che andremo a vedere. Non è che sia sto super spettacolo di nebulosa, ma è un buon punto di partenza. Il primo sistema l'ho marcato qui a 864 light year di distanza, quindi neanche troppo distante, e basta. Quindi questa è la prima tappa. Le altre tre tappe le vedete qui sulla mappa. Abbiamo V132 Orionis dentro questo casino di roba che vedete in questo momento qui, e siamo appunto a Running Man Nebula. Ok, no, scusate, dove cazzo siamo finiti qua? Siamo ai bastioni di Orionis, vicino a Barnard Loop, e sì, alla Running Man Nebula, giusto perché qui, come vedete, c'è tantissima roba da vedere qua dentro, e quindi dentro questa nebulosa sarà la nostra prima tappa. Andremo a vedere un po' di sistemi che vedete segnati qui, e questa è la prima. Dopo, nel Trapezium Sector, come lo vedete qua, andiamo a visitare che cosa? Andiamo a visitare Barnard Loop, primo sistema che andiamo a visitare intorno a Barnard Loop. Dopo vediamo se abbiamo tempo per fare un saltino anche Flame Nebula, perché vediamo un attimo, poi insomma vedremo nelle prossime puntate. Un'altra nebulosa molto bella che dà la sua forma e il colore a Barnard Loop, all'occhio centrale visto in distanza, è la testa di cavallo. Non pensate male, la testa di cavallo, Horsehead, Dark Region, come lo vedete qua, ed è un altro sistema che volevo appunto andare a visitare. Sulla via del ritorno, ok, invece di rifare lo stesso tragitto, andremo nel settore California, andiamo a prenderci un po' di sole, una bella tintarella, e a fare un po' di sano esercizio fisico in spiaggia, e arriveremo qui, praticamente, su quest'altra nebulosa. Visiteremo un po' di sistemi lì intorno. Una volta completato, potremo tornare a casa, magari passando verso Maya, o insomma tornando indietro direttamente a Flayed Terminal, dove siamo attualmente. Quindi questa è un attimo la presentazione della missione che stiamo andando a fare. E un benvenuto e un ringraziamento a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, e procederemo abbastanza velocemente. Facciamo un piccolo excursus su cosa ci servirà per fare questa missione. Infatti non ho mai fatto nessun video tutorial sull'esplorazione, perché insomma trovo un po' il tempo che trova la parte esplorativa, e la nave insomma ha necessità di essere configurata opportunamente, quindi poche armi, poche cose e tanto jump range. Andiamo a vedere l'outfitting molto velocemente, con cosa andremo a fare queste missioni. Come vedete, subito abbiamo due mini laser, giusto per avere un pelissimissimo di potenza di fuoco. Cioè uno scontro a fuoco non servono assolutamente a niente, ma
insomma, just in case, non si sa mai, almeno avere un pelo di potenza di fuoco non fa mai male. Utility mount, scusate, utility mount lasciate completamente liberi. Mi serve avere la massa più bassa possibile sulla nave, quindi teniamo un attimo tutto libero. Torniamo indietro, core internal, eccolo qui, scafo leggero e power plant 5A leggermente potenziato, non granché, 5A thruster, 5A frame shift drive super ottimizzato, eccolo qui, questo invece sì. E avrei voluto potenziarlo un po' meglio, ma dopo aver provato 15 volte non sono riuscito a ottenere nulla di meglio di quello che vedete in questo momento, quindi beh, così è e così è, insomma, dopo 15 tentativi figuratevi un attimo quanti materiali mi sono andati via e quanto tempo per farli, quindi lì poi ho detto basta, no, basta, finisce qui. Questa è e questa è. 5D sensor, fuel tank, io preferisco la 32, c'è chi utilizza la 16 per le missioni esplorative e vado un po' più sul sicuro a patto di perdere un po' di jump. Comunque, velocemente, optional internal, 6 auto field maintenance unit, 5 a fuel scoop, quindi ci ripariamo, ci rifacciamo benzina, trash il generator giusto per avere un po' di scudo, un po' di carico. Capacità 8, quindi proprio pochissimo, però non si sa mai, almeno recuperare qualcosa almeno possiamo farlo. Planetary Vehicle Hangar, quindi Scarab, macinino a rotelle assolutamente indispensabilissimo. Detailed Surface Scanner, Advanced Discovery Scanner, ovviamente se dobbiamo fare anche un po' di soldini questi ci serviranno, questo soprattutto. Perché? Perché ci consentirà di fare la scansione completa di tutti gli elementi astronomici all'interno del sistema nel momento in cui completiamo la scansione, quindi non dovremo andare in giro per il sistema a cercare le varie stelle secondarie, pianeti distanti o altre cose, le identificheremo praticamente subito. Questo per far soldi, perché ci aumenta i guadagni nel momento in cui andiamo a fare le scansioni delle stelle e pianeti. Ok, questo è un attimo la configurazione. Velocemente, molti preferiscono avere questa configurazione invertita. Cosa vuol dire? 6A Fuel Scoop, 5A Autofill Maintenance Unit, che chiamerò AFMU d'ora in poi. Perché? Perché 6A ovviamente funziona e va via più velocemente, quindi facciamo benzina più velocemente e ce la facciamo. Sinceramente non hanno tutti i torti, visto il fatto che l'AFMU può essere ricaricato e quindi insomma può essere messo in modalità 5, quindi dando priorità al fuel scoop. Cosa dire? Da una parte un po' di preferenza personale, da un'altra parte sinceramente detto molto formalmente mi tirava un po' il culo dover andare a ricomprare questi due moduli, non ho più tempo neanche voglia di star lì a svolazzare per la galassia in cerca di queste cose qua. Può essere che ci siano anche in questa base, sinceramente non ho guardato, ma chi se ne, basta perdere tempo, partiamo. Quindi prima di partire, come al solito, dopo aver impostato i waypoint nella nostra FIDA Galaxy Map, andiamo ad impostare la prima rotta e quindi stasera copriremo il primo tratto di rotta fino al primo sistema vicino a Witch Head Nebula. Ok, una volta partiti la formalità andrà a farsi benedire, quindi cominceremo come da titolo, a interagire insomma in Veneto, il Veneto che è insomma una lingua interessante. Cos'altro dire? Basta, qui ci siamo, la rotta è impostata, la nostra nave è pronta. Usciamo, ce ne andiamo fuori dai maroni, lanciamo l'astronave e partiamo. È un po' che non piloto dentro Elite, speriamo di non fare vaccate. Chi ci sta seguendo in questo momento, se nota problematiche sullo stream o altre cose, mi faccia sapere un attimo. Non posso riconfigurare purtroppo al volo le impostazioni, però almeno ne prendo atto. Insomma, se è inguardabile, che non riuscite a capire assolutamente nulla, insomma, fatemi sapere che non mi capita come l'altra volta che dopo un'ora di stream ho dovuto buttare via tutto. Comunque, partiamo. Eccoci qua. Ah, appunto. Volevamo fare i fighi uscendo con i thruster, invece quella cazzo di astronave lì ci ha rovinato i piani.
Scusate un attimo, pensavo di riuscire a partire subito già adesso, però purtroppo no, vado a pagare quella multa, facciamo i bambini bravi e andiamo a pagare la multa. Grazie a Dio gli scudi hanno retto, quindi insomma, come vedete, avere un po' di scudi anche con la nave d'esplorazione è sempre utile. Pad 18, pad 18, pad 18 è quello là. Avessero colorato di verde i pad assegnati per il landing sarebbe stata cosa gradita. Ma cosa volete farci? La Frontier sono un po' così, sono inglesi, bevono il tè e via. Vediamo se riusciamo a doccare. Andiamo a fare velocemente, velocemente, che paghiamo sta multa, che mi dà fastidio tenermela sul groppone fino a che non torno. Quindi, come paghiamo le multe, così vediamo anche questa cosa qua. Tac, ecco questi nostri bei 100 crediti di multa pagata. Perfetto, questo è fatto. Vediamo se riusciamo a partire. Vediamo se può partire, come dissero qui in zona. Bene, dai che andiamo, dai che andiamo, dai che andiamo. Sul careo. Motori avanti tutta. Miriamo bene l'uscita. Diamo un fiade de boosters. Che bello, mescolare il veneto con l'inglese è sempre una cosa carina. Tipo molti detti che tradotti dall'inglese al veneto, insomma, sono carini. Tipo, sì, diciamo uno dei più usati. Se qualcuno vi dice una cosa di cui non siete sicuri, potete sempre rispondergli "It's not finger", che da noi si traduce in "nosedito". In italiano non è detto, quindi ricordatevi che "It's not finger" è sempre una buona risposta. Bene, detto ciò, andiamo. Adesso saranno tutto un tot di tappe e un gira intorno a ste. Quindi andiamo a girare intorno a ste. Come vedete, i passaggi nell'iperspazio sono una fase abbastanza rognosa. Sarebbe stato bello se la Frontier avessero lavorato nel senso di limitare il tempo di passaggio nell'iperspazio. Insomma, perdiamo tanto tempo. Dai. Adesso facciamo un fiade benzina. Visto che al manco qua potremmo fare benzina gratis, cosa che non succede nel mondo reale purtroppo. E via. Alcuni dati. Allora, cosa facciamo? Allora, qua, ecco qui. Mi imposto un attimo il cronometro qui sul pad. 4. Tac 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 tac. Funzioni. Come vedete riusciamo a raggiungere un decentissimo jump range di 43.63 light years, quindi riusciamo anche ad andare abbastanza veloci. Quanti jump dobbiamo fare per questo viaggio? 21. Uno l'abbiamo già fatto. Resettiamo il cronometro e partiamo per il secondo jump. Perché il cronometro? Perché voglio vedere quanto tempo che metto. Perché? Perché sono sempre dati che ci saranno utili per capire se stiamo andando bene o male. Eccolo qua. Ciao One Last, benvenuto ed eccoci qua. Sto, giusto per aggiornamento, sto rifacendo un attimo lo stesso viaggio che avevo fatto l'altra volta, però spero che stavolta lo stream funzioni meglio. Quindi, ecco qua. Semo di riondare. Adesso arriviamo alla prossima stea. Eccoci qua. Stella assolutamente dove non si può fare benzina qua dentro. Quindi amen, sti cazzi. E andiamo avanti alla prossima. Qua abbiamo già fatto la scansione di tutto il sistema. Non ci interessa assolutamente nulla andare a fare le scansioni pianeta per pianeta della stella o cose del genere, anche perché questa è la prima parte di viaggio, quindi andiamo avanti bei spedì, andiamo avanti perché vogliamo arrivare. Arriveremo, parcheggeremo l'astronave su un bel pianetucolo e da lì poi ci fermiamo. Quindi la prima puntata finirà là. 21 sistemi, circa 30. Scusate, circa un minuto a sistema, in una ventina di minuti dovremmo riuscire a coprirli tutti. Un po' di overtime, un fiade
del tempo ci va per boiate varie. 20-25 minuti saremo là, dai, insomma, tutto lì. Sto primo episodio, insomma, sarà dedicato, come dicevo prima, un attimo alla prima tappa di viaggio. Poi, nei prossimi, insomma, le nebulose sono molto più vicine l'una all'altra, quindi, insomma, sarà meno tempo di viaggio, un po' più tempo di esplorazione. Andremo a vedere anche se troviamo qualcosa di alieniforme e via. Quindi, niente, giusto per continuare a parlare e dire qualcosa. Eccoci qua. Sì, sì, One Last, siamo live. Ah, mi hai scritto in game. Aspetta che guardo la chat. Ah, eccoti qua, sì, perfetto. Visto, visto, visto. Ho visto anch'io che eri collegato, ma stavo configurando cose. E giusto per la cronaca, sì, nelle prossime giocate, quando giocherò al 99% sarà perché sarò live o facendo video, quindi sì, se mi cercate online è così. Ok, altro sistema fatto. Vediamo qua nel frattempo. Text chat. Allo. Ecco qui, salutiamo One Last anche in game. E intanto andiamo avanti. Come al solito facciamo benzina. Mamma mia, quanto bello sarebbe poterlo fare anche dal vero. Ah. A proposito de vero, che in italiano si traduce vero, perché vero in dialetto veneto e vetro in italiano. Ma anche vero, sempre in italiano, quindi si può dire sia sia. E questa cosa, giusto per riagganciarmi anche ai detti in inglese, se andate da un inglese e gli dite it's glass, in italiano vuol dire è vetro, in veneto vuol dire se vero, quindi è vero. E anche questa è una cosa simpatica con cui giochiamo molto anche noi qua e ci divertiamo tanto su queste cagate qua. Ok, altra stella, dai, 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 dai che andiamo avanti veloci. Su, 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 su. Benza e stea dopo, dai. To, 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 to. Ok, sempre attenzione alle temperature e ai tempi di percorrenza. Quindi, a proposito di tempi di percorrenza, 4 minuti e 38, 17 jump. Eccoci qua, appunto come dicevo prima, sempre attenzione anche alle temperature, perché se sbagliate ad attivare il FSD mentre siete vicini alla stella, la temperatura salirà oltremodo e vi danneggerà tutti i moduli della vostra astronavella, che adesso non possiamo vedere, quindi l'AFMU serve proprio a questo, quindi l'Autofield Maintenance Unit, yeah, what's a Ghana style, e l'AFMU, dicevo, niente, serve appunto per riparare i moduli che malauguratamente dovreste, andaste, fareste, faceste, distruggereste esplorando in giro. Leggevo giusto oggi un post sulla community Google Plus di un comandante che partito in esplorazione e arrivato a livello proprio di Deep Space Exploration, quindi a tipo 10-11 mila light year dal primo sistema disponibile con uno Stardock, ha finito i refill, quindi la possibilità di autoripararsi a tutti i moduli che stanno esplodendogli. E cosa può fare? Non può fare assolutamente una cippa di un cacchio di niente perché si è dimenticato di portarsi dietro i materiali utili alla sintesi per recuperare insomma la possibilità di riparazione e si è dimenticato anche l'SRV. Dimenticandosi l'SRV non può atterrare sui pianeti e andare a recuperare i materiali che gli servono per ripararsi, quindi in bocca al lupo a quel comandante che adesso è lì a svolazzare e a cercare di tirare a casa la baracca con un'astronave con i moduli al 2-3% di operatività. Purtroppo non possiamo neanche andare a dargli una mano. Perché? Perché non possiamo portargli i materiali e non possiamo portargli nulla per riparare la nave. Quindi questa è una gravissima mancanza secondo me all'interno di questo gioco, che una delle possibili carriere era vado ad aiutarti, quindi ho la nave d'esplorazione col modulo di riparazione navi.
Hai un problema? Vengo lì e ti vengo a dare una mano. Nel caso mi paghi in qualche modo e via. Però non c'è questa cosa all'interno del gioco. Alla Frontier hanno deciso di eliminare praticamente qualsiasi cosa che sia l'interazione tra i giocatori a livello di ti do dei soldi, fai qualcosa per me, faccio qualcosa per te. L'hanno tenuto questa cosa molto 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 basilare, forse per paura di riempire il server con aziende di power play che dopo vendono e fanno cose. Sinceramente l'azienda di Powerplay rompe poco i maroni a questo gioco, potrebbero lasciarci liberi di commerciare i materiali, commerciare in dati, commerciare in prendo benzina, ti porto benzina, commerciare in dati, sei distrutto da qualche parte, vengo a recuperarti, quindi è inutile che ti fai esplodere, non ti preoccupare, dammi il tempo di arrivare, ci mettiamo d'accordo, vengo lì e ti do una mano. Sta roba qua, no, no che se non funziona e quindi se ti si fora e non ti ga da ripararte, come diciamo qua, zeccassi tui. Devi andare qua, nelle function, andare qua sotto. Dove è andato? Dove è andato? Dove è andato? Dove è andato? Oh oh, dov'è? Vabbè, c'è un'impostazione là in giro che è self-destruct e che vi abiliterà la possibilità di autodistruggervi e quindi di perdere il costo della nave se avete assicurazione o quello che sia sulla nave e tornare indietro, insomma. Tanti giocatori anche in questo senso qua cosa fanno? Caricano degli anaconda super potenziati per andare in esplorazione e vanno a raggiungere i sistemi cosiddetti irraggiungibili, quindi le one way fly. Quindi arrivano là, dopo una volta arrivati lì non c'è più modo di tornare indietro, perché? Perché siete arrivati lì grazie a dei potenziamenti temporanei che vengono eseguiti sull'FSD, che aumentano il jump range per un unico jump e potete farlo un'unica volta, il cosiddetto jumponium all'interno del gioco. Giusto per capirci, ed eccoci qua. Quando, come potete vedere e notare, quando facciamo queste rotte così lunghe, mediamente il gioco ci mette le stelle una dietro di quell'altra, quindi nel 99% dei casi avete da mirare, diciamo, il waypoint successivo, quindi la stella successiva che sta dietro alla stella dove arrivate, e anche lì si perde tempo. Comunque, tanto andiamo avanti. Una bella bacchettata di mani di nuovo alla Frontier che nonostante hanno fatto grandi cose ancora non hanno capito una cosa, che esplorare è bello, a noi ci piace, insomma ci facciamo anche i nostri bei giretti, tutto quello che volete eccetera eccetera, ma dateci qualcosa nel frattempo da fare, cioè detto da noi, non sai che posso star qua così a fare questa operazione a ripetizione senza far niente nel frattempo. Cioè, dammi qualcosa da fare. Adesso qui, qua, non faccio un cazzo. Adesso qua me gratto i poici, guardo computer che mi dà 5, 4, 3, 2, 1, via. Adesso guardo sempre la solita animazione e avanti, 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 avanti. E si aspetta, e si aspetta, e si aspetta, e si aspetta, e si aspetta. Dammi qualcosa da fare nel frattempo, non so, mi guardo dei dati, me guardo magari anche i dati del sistema successivo e se qualche d'unica ha scoperto qualche cosa qua in giro. Ah, che rabbia, che rabbia, che rabbia, che rabbia, che rabbia. Poteva fare una cosa tanto bella. Anche qua. Quindi adesso arrivo qua. Faccio sempre la solita operazione. Scopriamo tutti questi belli unexplored. Ditemi se qualcuno l'ha già scoperto che non mi tocca andare ogni dannata volta su a System Map a vedere questo che ha scoperto qualche duni. Insomma, cosa c'è? Poi, sinceramente, com'è che fai a saperlo se l'ha già scoperto qualcuno? Non sei doccato da nessuna parte, non hai nessun dato in computer? E cosa ha messo la bandierina lì sul pianeta? Cioè, boh, non so, a livello di space simulation ci sono i suoi pro e i suoi contro e da questo punto di vista sto gioco ha un fiade contro. Il problema
problema è che non c'è, boh, allo stato attuale non ho ancora trovato una valida alternativa. Stavo pensando, ponderavo, ho visto un po' in offerta tempo fa, di provare Star Citizen. Il problema principale è che mi sa che mi servirà un PC assolutamente più recente per poter giocare a Star Citizen. Intanto qua vado a fare un fiato di benzina più del solito, dai, uppa, giremo. Ok, e non ho neanche la più pallida idea di come funzionino i moduli di gioco di Star Citizen. Ho visto un po' di video, ma sapete cosa volete. Vedi da fuori, finché non provi, non puoi sapere. Perché non puoi sapere se potrai usare il joystick, non si potrà sapere se useremo mouse e tastiera e tante altre cose. Ho visto, era andato in offerta a $35, era quasi quasi, era interessante, ma, visto che stiamo già tatarellando su Elite, ho detto dai, stiamo qui un attimino. E intanto andiamo avanti. Prossimo sistema, SINUEF SCCC14, bla bla bla. 42 light years. Come vedete, la galassia comincia a diventare un posto. Più andate avanti con la nave, più diventa piccola. Ma a un certo punto, nel momento in cui volete andare un po' più distanti, vi renderete conto che così non è. Mi ricordo ancora quando sono partito col Sidewinder che facevo tipo 6-7 light year ogni jump, cioè, mamma mia, mamma mia. Colgo l'occasione per salutare un altro nostro amico, il Commander Gippa, che anche lui purtroppo è ancora sperso in giro per lo spazio con il Viper, non riesce a far granché di soldi, viste un attimo le ultime release del gioco, insomma, quindi Gipa, dacci sotto, fatti qualche milionino e passa l'ASP prima possibile. Un consiglio che boh, mi sento di dare a tutti. Andate a Liyong Rui a comprarvi l'ASP, a comprarvi quello che vi serve, perché comunque sappiate che nei sistemi di Liyong Rui, quindi dai cinesi, avrete un 15% di sconto standard su ogni cosa. Astronavi, componenti, moduli e bla bla bla. Quindi è assolutamente consigliatissimo andare a far spese dai cinesi dentro Elite. Perché? Perché hanno dei prezzi estremamente più competitivi rispetto a qualsiasi altro venditore. Poi ci sono anche altri modi di sfruttare sconti e cose del genere. Chiacchieriamo quanto ci manca. 8 jump. Porca zozza, abbiamo già fatto la bellezza di cosa? 13 jump? Non è male. 15 minuti. Sì. Anche se ci siamo dilungati un pochettino su un paio di jump, siamo bene bene in media. Dai, che andiamo avanti veloci. Su. Dai. E chiacchierando così, infatti, visto che il gioco non mi dà nient'altro da fare nel gioco, almeno in live stream, insomma, ho qualcosa da fare. Chiacchieriamo qua, ce la chiacchieriamo qua tra di noi, ce la divertiamo tra di noi e intanto andiamo avanti. E sullo sfondo di Barnard Loop facciamo l'ennesimo jump. 7 jump, dai. 7-8 minuti e siamo arrivati, quindi tra un po', tra un po' arriveremo. Parcheggeremo, metteremo giù l'astronave e dopo buonanotte che è anche ora di andare a dormire. Sì, bisogna andare a fare anche quello. Andiamo avanti. Anche qua. La parte gustosa arriverà dopo, nella seconda puntata in poi, appunto, questa è solo appunto una puntata di preparativa e di viaggio. Quindi facciamo il primo viaggio e ci avviciniamo quanto più possibile ai sistemi che dopo andremo a vedere e visitare. Anche nella speranza di trovare qualcosa di, come dicevo prima, di straniero, di alieno da qualche parte, magari non so, una base, un Targoid che ci viene a ispezionare, sempre sperando che non ci facciano saltare per aria o cose. Quindi beh, nel caso dovesse succedere, lo vedete live, quindi così e via.
Già, 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 già. Appunto anche qua, per chi avesse giocato al buon vecchio Freelancer, gioco abbastanza vecchio, anche quello di pseudo simulazione spaziale che era un po' più arcade, boh, era un po' più divertente spostarsi perché impostavi la rotta, avevi tutte come cazzo si chiamavano, le lane, qualcosa del genere, boh, vado proprio a memoria. Ah, yeah. Ah, ok, c'è One Last che ci sta seguendo in cuffia. Boh, così si ascolta un po' di boiate che andiamo a dire. Comunque, eravamo al discorso freelancer. Freelancer, mentre insomma facevate i vostri bei jump nei loop, in quei bei ring che dovete fare da un porto all'altro, venivate attaccati dai pirati, dovevate scapparvela, uccidere i pirati, riprendere la route e comunque facevo tutto in automatico, quindi non c'era bisogno di vostro intervento. Quindi nel frattempo che facevate tutto il percorso da sistema A a sistema B, anche molto distante, potevate fare milioni di altre cose nel frattempo, controllare i prezzi delle cose, e qua invece no, tipo far un casso, te guardi un punto in deuce in fondo, in fondo, in fondo e ti aspetti. Sì, ti aspetti che il server risponda che così ti arrivi a stea. Tutta sta parte qua io dovevo farla più corta. Sì, 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 sì. No, non dovrebbe mancare ancora molto. 4 jump, dai. Gli ultimi jump sono sempre i peso. Perché? Perché non ti vedi l'ora di arrivare e come le ultime ore di lavoro al Venere. Non passa mai. Ah, vabbè. Tanto un demo, tanto un demo, tanto un demo, tanto un demo, tanto un demo. Scusate il mantra della serata, tanto un demo. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Papparabà, 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 papà. Chi se la ricorda questa? Eh, qua, no. Serata nostalgia anni 80. Bam. Ok, sistemi stanno bene. Ah, bene, 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 bene. Il Fuel Cube ha deciso di non entrare in funzione. Beh, magari stava fumando sì, una sigaretta. Boh, comunque sia, non vuole partire il Fuel Scoop su questa stella. A volte ho notato che succede. Dovremmo allontanarci e ritornare indietro. Sinceramente, cosa ci manca? 3 jump dall'arrivo. Andiamo avanti. Benzina, che ne è? E via sotto, e via sotto. Sì, anche qua discorso dei 16 tonnellate rispetto alle 32 di benzina. Se andate a impostare correttamente le rotte, quindi impostando le stelle per la rotta solo quelle dove potete fare benzina, insomma, diciamo che i 32 tonnellate in meno, insomma, vi danno un bel jump range in più. D'altro canto è un bel rischio. È un bel rischio perché con 2-3 jump esaurite il carburante, non è che ne avete tanto con 16. Ecco qua. Con 32 invece potete fare fino a 6-7 jump circa belli distanti. Quindi avete un margine di operatività maggiore. Minchia, come siamo forbiciti. Forbiti. Che dopo vi lamentate che mi dite che dico le cose, le parole sbagliate. Beh, fatelo pure, i commenti servono anche a questo, insomma. Non solo per dire io bello, ma anche per dire oh, a che minchia stai a di? Ok, giusto per sfruttare un po' di pseudo dialetto romanesco, per quanto può parlare bene il dialetto romanesco una persona non romana. Boh, boh, vaneggi di fine serata. Questo sistema mi sa che l'abbiamo che già esplorato prima, sì, nella missione precedente l'avevamo già esplorato. Ok, anche qui il Fuel Scoop ha deciso di non farsi vivo. Sarà stanco anche lui, non lo so.
Ultimo jump, se ho fatto bene i conti, sì, ultimissimo jump, dai che stiamo arrivando, quindi questo è l'ultimo jump che faremo oggi, a destinazione qua davanti, dai, 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 un po' di autoincitamento, facciamo come le cassette quelle di autoconvincimento, che ti metti in cuffia la notte e che ti dicono sei il migliore, sei il più grande e via discorrendo, e che alla fine non servono una bella cippa di nulla, perché quello o ce l'hai o non ce l'hai. Sono cose con cui alla fine uno ci nasce e poi si forma durante la sua vita. Mamma mia, siamo anche filosofici stasera. Un sacco, 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 sacco. Ok, yuhu! Eccoci qua, siamo arrivati. Destinazione raggiunta. Adesso spendiamo 2 secondi a fare il pieno. Che con l'AFMU 5 ci mettiamo comunque una cippa di niente. Rallentiamo un pochettino. Andiamo a vedere dove poter atterrare. Beh, un pianeta atterrabile lo avevamo già trovato, quindi là, giusto per la cronaca guardiamo anche un po' la system map. Giusto per, giusto perché, giusto per. Eccolo qui, eravamo andati ad atterrare su questo planetucolo ricco de ferro, de nickel, de solfo, de carbon, de chromium, come che si è scritto qua, chromium, de manganese, fosforo, germanio, cadmio, niobium, ytterium, ytterium. Vabbè, giusto per vaneggiare un po' anche qui. Bene, destinazione selezionata. No. No, eccoci qua. Come al solito, navigando alla cieca, stiamo andando alla parte sbagliata. Comunque avete potuto vedere lì sullo sfondo la nebulosa testa di strega. Dopo andremo a vederla comunque anche dal pianeta. Adesso torniamo un attimo indietro mentre fissiamo sullo sfondo la Via Lattea e mentre passiamo di nuovo per la stella di questo sistema a 1200 light seconds. Stiamo per arrivare là. Sì. Tanti vaneggi stasera, tanti 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 vaneggi davvero, anche perché sono stato occupato in costruzioni di customizzazioni varie perché, insomma, così, parlando del più e del meno, 11 febbraio a Venezia ci sarà una bella zombie walk con tanta gente vestita da zombie e tanta gente che andrà lì a far finta di ammazzare gli zombie, purtroppo. Però, ovviamente, essendo una manifestazione pacifica giusto per divertimento, non sono zombie veri, quindi non possiamo fare altro che far finta di ingaggiare battaglia con gli zombie finti. Però, insomma, gran bella giornata, quindi boh, se qualcuno vorrà partecipare, poi online troverà tutte le informazioni. Basta cercare Zombie Walk Venezia in abbinamento col Carnevale 2017, che è l'anno corrente. Insomma, si potrà divertire ben bene a Venezia. Gran bella giornata, sono già stato un paio di volte, insomma, negli anni passati. È sempre modo per divertirsi insieme ad altre persone, insomma. Poi ricordo, per chi non lo sapesse, a Venezia esiste quello che si chiamano i bacari, è proprio chi bei baretti dove che se mangia bene e se beve meglio, quindi così. E al di là degli zombie potete anche farvi una gran bella bevuta e una gran bella magnata de pesce, de carne, de cicchetti veneziani insieme con un bel prosecchino o col spris. E come cantava un gruppo nostro che comunque è anche abbastanza famoso, diceva fame un spris, fame o bon, con una fetta di limone e via discorrendo. Adesso non me la ricordo precisamente tutta tutta, comunque insomma il discorso sequeo. Bim 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 bim. Eccoci qua, arriviamo ad avvicinarci al nostro pianeta parcheggio. Sto facendo una manovra un po' larga perché voglio riuscire a tenere la nebulosa poi eccola lì sullo sfondo nel momento in cui andremo ad atterrare. Possiamo anche bene bene atterrare sulla superficie, sulla metà illuminata di sto sasso gigante. Sto sasso. Quindi
Sto sasso, giusto per dire, non ha nulla di interessante come materiali, materie prime e similari, quindi insomma non ci interessa neanche andare tanto in giro con lo Scarab. Eh, Dall'orbita qui non vedo nulla di interessante se non appunto i soliti crateri e la solita normalissima superficie planetaria. Eccoli là, quelli sono anche quelli, vedete lì, quel cratere fatto a capezzolo, sono i soliti crateri che troveremo in giro dappertutto, insomma, quindi sono proceduralmente generati, ma comunque molto 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 simili in generale. Vabbè, continuiamo la procedura di avvicinamento, andiamo avanti, andiamo verso il terreno, verso a terra, desto sasso. Ho volutamente usato anche una R molto particolare delle zone nostre, per chi avesse sentito la Federica Pellegrini nelle varie pubblicità tipo Head Shoulders, Enel Energia e similari, insomma, avrà già sentito questa R molto particolare delle zone nostre. Insomma, niente, così è giusto per dire parlare un po' di cose a caso. Non sto facendo pubblicità a nulla e nessuno e Dio me ne scampi, insomma. Adesso dai, andiamo ad atterrare, manovra di avvicinamento, stiamo planando verso la superficie molto bene. Come vi dicevo, ho fatto quella manovra prima per poter appunto arrivare verso la superficie con la nebulosa, insomma, davanti. Ecco lì, il discorso lì è tutto quello. Procedura di avvicinamento completata. Andiamo a parcheggiare. Andiamo a parcheggiare. Guarda quanto spazio che c'è per parcheggiare. Non che credo. Potremo parcheggiare dove che vogliamo. Quindi non che c'è problemi di doppia fila, dei casini, delle strisce blu. Le strisce blu. Tanto c'è stessa roba. Fuori il careo. E qua, dai, qua ci piace. Qua ci piace, qua ci piace, qua ci piace. Ah, cosa c'è qua per terra? Mm, vedo una sassaglia strana qua. Che, che è sta roba? Cioè, o è l'algoritmo che si è impiantanato, o c'è qualcosa di strano, perché insomma, i sassi sono... Boh, mamma mia, è proprio tutti a quadratini. I sassetti a quadratini, è il pattern di generazione del terreno che... Boh, 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 boh. Questo è strano. Non capisco se c'è un qualcosa da poter seguire. No, no, è proprio tutto il terreno così. Ah, ok, vabbè. Sto pianeta si è fatto a quadratini. Ok, allineiamo. Tira sul muso. Ta-tan! Parcheggio eseguito. Dai, giusto per un fiato di curiosità. Andiamo a vedere dove che avevamo parcheggiato. Tan tan. Ok, macinino a rotelle sganciato ed eccolo qua a girare sull'ennesima superficie iperdeserta. Un po' di segnali in giro, ma non facciamoci scimmiare, non dobbiamo recuperare materiali. Eccolo lì, il nostro bell'Asp Explorer, tutto bello pitturato e con le pinne nuove. Ecco, ci siamo. Questo è quanto. Siamo arrivati alla nostra bella Witch Head Nebula. E giusto per adesso il giretto col macino a rotelle l'abbiamo fatto. Ok, abbiamo corso tanto tanto ed è meglio andare a parcheggiare. Bene, a questo punto andiamo a... Kick. Torniamo sulla nave, andiamo a vedere fin dove siamo arrivati
e dopo andiamo a chiudere la puntata. 44 minuti trascorsi, 860 e passa light year percorsi, quindi insomma una distanza di tutto rispetto, ma anche non troppo intensa, quindi come vedete potete anche farlo. 860 per 2 fanno quanto? 1720, se non ho sbagliato i conti, se no dopo nei commenti avrete modo di bestemmiarmi dietro in tutti i modi possibili, perché insomma, non si possono sbagliare sti conti. Comunque, su circa quindi 1700 light year, l'altra volta ho fatto un conto che ho simulato circa 300k di dati esplorativi, ovviamente senza le scansioni dei pianeti. Con le scansioni dei pianeti guadagnerete molto di più, però insomma questi un po' di dati, quindi 20 circa mezz'oretta, 800 light years e percorsi e basta, basta, basta. Adesso siamo qua. Porca, un attimo che mi sono perso i tasti. Galaxy Map, giusto per ovviamente dimostrare dove siamo arrivati. Questa è la prima tappa. Nella prossima puntata visiteremo qualche sistema qui intorno per poi partire alla volta della tappa successiva. Tappa successiva che adesso vedremo a che distanza è, sempre se riusciamo a mirare in questo burdellame de stelle, 431 light year, quindi come vedete metà della distanza, dovremmo fare anche abbastanza veloci. Potrebbe essere che la sposto qui per visitare un po' di stelline, qua insomma come vedete c'è il disastro di roba, potremmo stare un mesetto qua intorno ad esplorare praticamente ogni stella qua dentro. Ne visiteremo alcune perché no, insomma diciamo il nostro obiettivo principale è Barnard Loop con poi, eccola qua, con poi Horsehead, quindi niente là. E sulla nebulosa questa qui e su Running Man Nebula che è questa qui, insomma passeremo un po' di tempo ma non tantissimo. Detto ciò, torniamo alla nostra astronave. Per oggi abbiamo terminato, la puntata si conclude qua, io adesso vado a letto perché è tardi e bisogna, come dicevo prima, dormire per recuperare le energie per la giornata di domani. Quindi buonanotte a tutti, buon proseguo a chi sta giocando, proseguirà nei giochi per questa sera e niente, comandante Virus 101 is going to sleep. Quindi buonanotte a tutti quanti e alla prossima. Ciao a tutti.